Per la Reyer Venezia un esame importante per verificare le proprie ambizioni a livello più alto. Per l'Olimpia Milano il tentativo di dare seguito alla vittoria sull'Efes e rimettersi in carreggiata in campionato. Andiamo a giocare contro una grande squadra. Milano gioca molto bene ultimamente, hanno vinto Efes 16 punti, abbiamo visto un roster lungo, dunque noi siamo preparati a giocare una bella partita, però vediamo. Ma spero che giocheremo una buona partita. Abbiamo avuto una settimana molto complessa, molto impegnativa. Spero che giocheremo una partita come è importante giocare contro Venezia, se no non vinci. Poi mette palla per terra, virata, tiro cadendo indietro, il ferro aiuta 5-0 Milano. Tucker che sistema i piedi, tiro corto, a rimbalzo a Tessitore, più 2 Umana Venezia. Esce Shields, con perde per un attimo Tucker, Shields a tempo per sistemare i piedi e allora non sbaglia la tripla, più 6 Milano. Tucker addirittura lo porta via, può correre l'Umana, scambio Brown Tucker e 59 vola a inchiodare con gli effetti speciali. Kamagate che ancora si riavvicina per portare un secondo blocco, tripla frontale di Defodol che adesso ha preso un ritmo in attacco pazzesco. Tucker seguito da Hall, scambio con palla di ritorno ancora per Brown, backdoor di Tucker. Invece viene perso sul taglio Brown che segna e subisce anche il fallo di Maudolo. Shields viene servito quest'ultimo contro Casarin, tripla in step back, Sharon Shields. Oh, l'attacca di forza, Tucker, Defodol al ferro per il più 16 Milano. 28 points is great for us. On offense, we're moving it around. Everybody's getting touches, so we got to continue that in the second half. Tocca a Wilcher, ma la palla rimane a Milano con Shields, extra possesso, subito tripla e ancora un canestro per Sharon Shields. D'altra parte Wilcher segna in rovesciata proteggendosi col ferro. Si va da Caruso che viene lasciato libero al tiro da 3 punti, se lo prende il ferro non lo aiuta, Mirotic al rimbalzo, la controlla e la rispedisce nel canestro. Scarico nell'angolo complicato di De Nicolao per Tucker che mette una tripla importante. Pick and pop, Flaccadori, Ricci e tripla, piedi per terra, avversario per Pippo Ricci. Alleggia Lowe che cerca il lob, Kamagate ancora, prende posizione molto vicino al canestro. Casarin rimane accoppiato a Willy Caruso con 6 secondi, sceglie nell'angolo di armare la mano di O'Connell che mette la tripla. Attacca Ricci nell'angolo, si spazia Bortolani, un palleggio, poi il tiro da 2 punti sbagliato, a rimbalzo Kamagate che di sotto sta migliorando i suoi numeri con una serie di buone giocate. La prende Casarin che lancia lungo la palla verso Wilcher, non la controlla il 33 di Venezia a 3 secondi dalla fine. Rimessa per Giordano Bortolani, ma siamo arrivati ai titoli di coda. Finisce così il Mediolanum Forum della 7 Milano, batte l'Umana Venezia 95 a 72. I think it was important for us to come and respond and try to put wins together, so we're happy about this. I think just being aggressive, staying aggressive and just taking what they give me.